Nell'ambito dell'impegno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nei confronti del vetro veneziano, della sua storia e della sua attualità, oggi affrontiamo il tema abbastanza insolito per gli storici del vetro, che è quello del lampadario, che è un tema estremamente difficile perché non è mai infatti stato approfondito né in un libro, in una pubblicazione completa dedicata a questo tema, né in un convegno di studi dedicato esclusivamente al lampadario veneziano. Il lampadario è un elemento importante nell'arredo, addirittura un elemento scenografico, si è diffuso dal Settecento da Venezia in tutta Italia, in tutta Europa. Abbiamo alcune notizie ricavate dai documenti sul lampadario veneziano e sulla sua evoluzione, però uno studio veramente approfondito non può prescindere da un censimento che si spera qualche istituzione importante, diciamo con un certo prestigio nei confronti dei suoi interlocutori, possa fare un censimento dei lampadari esistenti tutt'oggi a Venezia, in Italia e in Europa. Perché è solo così che si può avere un'ampia visione e completa visione di quella che è stata la produzione del lampadario nel corso dei secoli, a partire da quando in vetro si è affermato all'inizio del XVIII secolo. E partiamo appunto proprio dai documenti che sono così importanti, che citano proprio dell'inizio del Settecento, cioè datato 1700, il documento relativo a una famiglia veneziana abitante a Padova e Friuli, e qui sono citati appunto dei lappadari in cristallo di monte, quindi vuol dire in cristallo di rocca, e in cristallo finissimo ordinario, il che ci fa supporre che questi fossero l'ultimo fatto proprio in vetro cristallo. Non solo, possiamo anche avere un'indicazione probabilmente su quella che doveva essere questo tipo di lampedario. L'ipotesi è appunto che fossero quelli a gocce sfaccettati, molto simili a sia diciamo un lampadario, sia una serie diciamo di candelabri con braccia che vengono chiamati anche più tardi girandole, che si trovano nel castello di Rosenborg a Copenaghen. Questa era diciamo la residenza di Federico IV di Danimarca, che arriva appunto a Venezia nel 1708-9, viene accolto con grandi ricevimenti e anche diciamo con grandi doni. Tra i doni ci sono dei vetri. Lui era talmente appassionato che poco dopo compra direttamente a Murano lui stesso dei vetri. Questi sono ancora collocati oggi, abbiamo i preziosi inventari e questi, come potete vedere dalle immagini, sono sia in diciamo cristallo che imita appunto il cristallo di rocca, e proprio soprattutto le forme sono sfaccettate. Non solo, uno di questi addirittura ha appeso un piccolo specchietto in vetro decorato d'oro, che rimanda, la cui decorazione rimanda proprio agli specchi veneziani della fine del Seicento e degli inizi del Settecento. I lampadari allora venivano chiamati ciocche. In tutti gli inventari veneziani a Venezia, in tutti gli inventari veneziani del periodo, in tutti i documenti, anche nei testi relativi ai brevetti concernenti la vetrea veneziana, si parla di ciocche. Ciocca che vuol dire all'epoca mazzo, soprattutto mazzo di fiori. E in effetti da quando li conosciamo realmente, da oggetti ancora conservati, i lampadari veneziani del Settecento sono come dei grandi, coloratissimi e molto di grande impatto mazzi di fiori. Diciamo che li conosciamo, i documenti che sono conservati si riferiscono soprattutto ai decenni a partire dagli anni 30. Poco sappiamo dei decenni precedenti e soprattutto sappiamo del grande produttore di lampadari che viene citato continuamente e premiato per questo tipo di produzione e esaltato per la qualità dei suoi prodotti, che sono soprattutto in vetro imitante il vetro brillante della Boemia,
che è Giuseppe Briati. Giuseppe Briati addirittura è un innovatore nel campo della materia vetro, perché produce un tipo di vetro che è di tipo potassico, quindi lontano dal tipo di vetro prodotto fino allora a Venezia. Osteggiato dai suoi concittadini, addirittura chiede e ottiene il permesso di trasferire eccezionalmente la sua fornace a Venezia. Sappiamo la collocazione, era nel Rio della chiesa dei Carmini e c'è ancora una calle intitolata appunto a Giuseppe Briati. Quindi abbiamo in quel periodo candelabri e lampadari in puro cristallo, tipico appunto della produzione di Briati, oppure arricchiti da elementi colorati soprattutto da foglie e fiori che sono particolarmente raffinati e particolarmente belli per l'accostamento di colori che sono tipicamente settecenteschi. Anzi, forse il vetro in quel periodo ci dà l'idea di quanto dovesse essere colorata un interno veneziano nel XVIII secolo. A volte i tessuti di tappezzeria sono sbiaditi, a volte i dipinti pure devono essere, necessitano restauri per ravvivare i colori, ma il vetro e le porcellane dell'epoca ci danno l'idea del gusto per il colore che trionfa nel Settecento. Naturalmente i fiori non sono una novità assoluta, perché già prima, in periodo barocco, si erano visti dei fiori come elementi decorativi del lampadario del prodotto soffiato veneziano. Infatti si può pensare che i primi, prodotti con dei fiori siano una serie di vetri soffiati, tra cui si possono trovare i calici più noti, oppure si possono anche trovare le cosiddette cantinette, dove erano sostanzialmente degli oggetti circolari, dove venivano contenuti i piccoli flaconi per il vino che servivano per i grandi ricevimenti ufficiali, in quanto ogni commensale aveva a disposizione la propria boccetta di vino che veniva portata appunto dal coppiere, e quindi ce ne sono per esempio non solo conservati, per esempio sempre nel castello di Rosenborg, quindi con una datazione certa che per noi è importante perché è poi un punto di riferimento. Anche studiando i tipi di fiori si possono associare, volendo, eventuali lampadari ad essi, ma soprattutto poi ci sono anche gli inventari già a partire dalla fine del Seicento, in cui si parla appunto della presenza di oggetti sia con fiori ma sia anche di fiori staccati, come avviene per la vetreria d'Arduin, quindi siamo sostanzialmente alla fine degli anni '80 del Seicento. Poi non dobbiamo dimenticare i reliquiari che sono qualche volta ancora conservati nelle chiese veneziane. Esattamente, come quella per esempio anche alla chiesa del Redentore, che sono stati donati dallo stesso Giuseppe Briati, e quindi anche lì diventa un altro elemento importante per associarli appunto, per il tipo di fiori, di decorazione a fiori, a dei lampadari tuttora esistenti. Ci sono naturalmente, come dicevo prima, sia i lampadari di puro cristallo, di cristallo potassico in genere, quindi meno malleabile a caldo ma più brillante, che sono molto di moda. Citiamo 2 lampadari conservati al Museo Vetrale di Murano, sia lampadari con fiori policromi e raffinatissimi. Uno ben noto, anche se mai studiato veramente in modo approfondito, è conservato al Museo del Settecento veneziano a Carezzonico, di cui mostriamo la foto. Uno in luoghi estremamente lontani è conservato nella Villa Palladiana, una delle più belle d'Irlanda, di Castletown, nel Kildare dell'Irlanda, che è frutto di un viaggio dell'allora proprietario acquistato tra la metà del Settecento e il 1770. Ricordiamo che il proprietario, come tutti i nobili inglesi
irlandese del periodo, aveva fatto il suo grand tour culturale in Italia. E abbiamo delle foto meravigliose di questo lampadario molto ben conservato, molto bello. Quindi gli esempi di ambedue le varietà, quella più sobria se vogliamo, anche se molto brillante, in vetro monocromo, incolore, cioè di cristallo, e quella decorata, la vera e propria ciocca decorata coi fiori. Poi ci sono altre varianti importanti che hanno, che so, delle colonnine un po' di tipo neoclassico, dei delfini che erano anche un motivo decorativo di moda all'epoca e così via. Quello che è da ricordare è che la difficoltà di datare i lampadari conservati è veramente notevole, perché la maggior parte dei lampadari, sono numerosissimi conservati in Italia e in Europa, vengono genericamente, senza approfondimenti, datati al XVIII secolo. Però in realtà molte volte il dubbio è che siano dell'Ottocento. Certamente una delle caratteristiche principali di questi primi lampadari settecenteschi e proto-ottocenteschi, comunque a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, epoca della rinascita del vetro muranese, è che il braccio è fatto con vetro pieno, perché ovviamente non doveva passare all'interno il filo elettrico, mentre i lampadari moderni sono pensati con dei bracci cavi per il passaggio del filo elettrico. Altra caratteristica di quel periodo è che il lampadario può essere di due tipi, uno più economico, ma non poi tanto in realtà, che è il lampadario col braccio autoportante, fatto da un unico elemento di vetro pieno, appunto come si diceva, che è una specie di tubo a forma di S, quindi curvato a caldo, che poi finisce col portacandela. Il secondo tipo di lampadario è quello che oggi a Murano, anzi da tempo, nel Novecento a Murano, si chiama a bossette, che è costosissimo, perché implica la fabbricazione di decine, se non centinaia, di elementi a caldo. Cos'è il lampadario a bossette? Ha dei bracci che sono di metallo e sono però completamente rivestiti da piccoli elementi simili a grandi perle, le bossette o boccette in italiano, che si infilano sul braccio metallico e vanno a rivestirlo. Naturalmente, se il lampadario è di notevoli dimensioni, costa moltissimo, perché il maestro vetrario deve modellare separatamente ogni elemento di rivestimento. Poi ci sono i bracci, vengono chiamati in genere brazzali o brazzaletti, che vuol dire piccoli bracci. Brazzali però vengono chiamati anche tout court les appliques a muro. Non solo vengono chiamate le applique a muro in questo modo, ma anche, diciamo, gli specchi con brazzali che poi vengono nominati anche negli inventari come lumiere. Allora, che funzione? Se oggi noi andiamo, chi ha avuto la fortuna di andare a vedere il Palazzo Pisani-Moretti oppure Moretta, oppure lo vediamo in certe immagini, possiamo vedere che probabilmente queste lumiere con sostanzialmente la presenza dei lumi sono degli specchi che non riflettono l'immagine nostra visiva, ma hanno una funzione completamente diversa, che quindi giocava un po' sull'uso proprio delle luci, che le luci erano costituite da candele, quindi dal movimento anche della fiamma sostanzialmente, e quindi avevano questa funzione che andava a creare sostanzialmente un'atmosfera in questo senso. E moltiplicavano la luce. Esattamente, riproducevano, quindi avevano proprio, diciamo, questa funzione, quella delle lumiere. In più c'erano anche i candelabri. In più esistevano anche i candelabri, che vengono appunto chiamati con anche questi candelabri o candelieri con i brazzi, e che quindi venivano appunto, avevano la funzione di essere appoggiati in diversi luoghi.
tavolini, console, perché siamo nel Settecento, e anche loro, se erano posizionati per dire a fianco delle grandi specchiere, andavano a svolgere sostanzialmente la stessa funzione delle lumiere. Poi possiamo anche ricordare una cosa molto curiosa, che normalmente nel palazzo veneziano il lampadario in realtà è di legno dorato o dipinto, come possiamo vedere nei dipinti. Il lampadario di vetro invece ha diciamo, è un elemento decorativo in genere temporaneo. Viene addirittura riposto in depositi, probabilmente veniva anche affittato e veniva utilizzato e messo in funzione temporaneamente per le grandi feste. Un aneddoto molto interessante riguarda il famoso teatro di San Benedetto, che è nella zona della chiesa di San Benedetto di Venezia. Era il teatro più importante e più grande di Venezia prima della costruzione del Teatro La Fenice, che bruciò nel 1774. Non furono poi rari gli incendi dei teatri, perché i teatri non potevano esistere senza l'uso di numerose luci, che ovviamente erano delle candele, quindi il rischio era notevole. E il teatro di San Benedetto brucia il 5 febbraio 1774 e nelle cronache con rammarico si nota che era il carnevale e si nota che proprio il giorno prima era stato decorato temporaneamente per una grande festa con ciocche e brazzaletti, cioè con applique, in vista della festa. Quindi anche questi elementi decorativi costosi e preziosi andarono distrutti. Così come si succede in altre festività in cui appunto anche all'aperto si installano dei lampadari. All'estero invece, fuori cioè dalla Repubblica Veneta, è più facile che i lampadari vengano acquistati come elementi di interior design stabili. Ma a Venezia invece funziona più che altro così. Ciò spiega anche perché molti lampadari siano andati perduti. Molti lampadari che vediamo nelle palazzi e nelle collezioni sono il risultato dell'assemblaggio di più lampadari danneggiati, con qualche incongruenza talvolta, magari antichi tutti gli elementi, magari dello stesso periodo, ma derivati da originari lampadari differenti e poi a causa delle rotture assemblati in un unico oggetto decorativo. Quindi diciamo che il lampadario è stato sempre un oggetto estremamente fragile, proprio perché è un oggetto che a Venezia viene disinstallato e installato periodicamente. Ovviamente meno fragili sono i lampadari con il braccio unico, più fragili sono quelli a bossette. Non sappiamo tuttora se i primi siano quelli a bossette, cioè con elementi di rivestimento del braccio metallico, o siano invece un'evoluzione posteriore, perché non abbiamo per il momento notizie documentali. Infatti i documenti parlano di lampadari all'antica e di lampadari più moderni, i documenti del Settecento, ma non spiegano quali sono quelli antichi e quelli moderni. Ecco perché è necessario uno studio più approfondito e un censimento. Poi decade la vetraria veneziana con la caduta della Repubblica e quindi ecco che la rinascita del lampadario avviene a partire dagli anni 60 dell'Ottocento e uno dei primi esempi di questo periodo di rinascita è il grande lampadario centrale del Salone del Museo Vetrario di Murano. Ci sono poi anche altri esempi perché ovviamente il vetro di Murano in questo periodo storico, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, in cui diciamo il vetro di Murano è associato a grandi nomi, voglio dire che molti di noi conoscono, che sono la Salviati, poi la Compagnia Venezia Murano, la Fratelli Toso ed altri, e più tardi anche gli artisti Barovière.
Quindi si tratta di un periodo di grande produzione, di grande anche esportazione all'estero. Londra, diciamo, è uno dei principali mercati, subito a partire, diciamo, per Salviati, non semplicemente per i lampadari, ma per tutti i tipi di soffiati. E quindi noi, nell'ambito, penso, di questo censimento che si spera che possa partire proprio, si potrebbe quindi ampliare lo studio di questi materiali ottocenteschi attraverso poi o documenti d'acquisto o commissioni o anche attraverso, diciamo, la Voce di Murano, che è una fonte importantissima. È una rivista, esatto, che è una rivista appunto dell'isola di Murano e che registra effettivamente quelli che sono gli avvenimenti più importanti, sia, diciamo, importanti commissioni o per esempio anche visite di personalità particolarmente importanti che poi o ricevono in dono oppure acquistano direttamente i manufatti vitri attraverso, diciamo, le diverse vetrerie che si trovano sull'isola. Voi vedete in una di queste immagini appunto un caso invece in questa parte, diciamo, che allora era Austria, quindi a Trieste, siamo nella casa Morpurgo, ed è interessante perché i committenti che cominciano ad abitare la casa a partire, diciamo, sostanzialmente dagli anni 70 dell'Ottocento arredano ciascuna stanza con uno stile diverso e scelgono proprio per il salotto delle donne lo stile del Settecento veneziano. Ed ecco quindi che ci sono questi lampadari fatti in un vetro particolare che è il vetro girasol, ed ecco quindi, diciamo, in un certo senso la novità, perché il vetro girasol non era mai stato utilizzato per realizzare dei lampadari, per dei soffiati, questo alla fine del Seicento, e nuovamente sono decorati non solo con i fiori, che è un tema che abbiamo già visto, ma con i nuovi animali che in parte popolano quelli che sono i soffiati dell'Ottocento, quindi le occhette, i draghi e i cigni, e quindi ci sono vari, diciamo, elementi. Ed ecco qua che oltretutto si ripercorre un po' quello che, se vogliamo, è la storia del, diciamo, del vetro del Settecento veneziano legato ai lampadari. Quindi non abbiamo solo i lampadari, ma abbiamo i candelieri con brazzi e poi abbiamo anche le lumiere. Tra gli altri pezzi molto noti e molto belli, databili al XIX secolo, per esempio, c'è il grandioso lampadario del Portico del museo della Fondazione Querini Stampaglia. Un lampadario ricchissimo, pieno di colori, che in qualche modo denuncia la sua origine ottocentesca proprio per le sfumature di colore che sono tipiche dell'Ottocento, spesso di colore opaco, molto più rare invece nel secolo precedente. A questo punto è da ricordare che l'Ottocento è il periodo in cui numerosissimi palazzi italiani ed europei vengono arredati con lampadari ottocenteschi, appunto veneziani. Viene il dubbio che, per esempio, il famoso stupendo palazzo Valguarnera Gangi di Palermo, ben noto al grande pubblico perché è ambientata una delle più famose scene del Gattopardo girato da Luchino Visconti, i famosi lampadari di uno dei due saloni, che sono veneziani, non siano settecenteschi come normalmente viene detto e scritto, ma siano piuttosto ottocenteschi per l'addensamento di elementi decorativi. Quelli del Settecento sono in genere più lievi e la ricchezza e la enorme, la inusuale dimensione che fanno più pensare all'Ottocento, ma solo un'indagine accurata dei documenti e dei monumenti esistenti potrebbe darci una risposta precisa. Quindi l'Ottocento è pure un'epoca di grande importanza, ma pensiamo alle committenze dei reali, dei nobili di tutta Europa, di coloro che gestivano edifici pubblici all'epoca. Diciamo che la possibilità di indagine è amplissima e doverosa, direi. Sì, ci sono in questo ambito, si possono ricordare appunto i casi del Palazzo della Giuda a Lisbona, in quanto il palazzo era sostanzialmente abitato dal re di Portogallo, quindi Luigi I, il quale aveva sposato una Savoia, cioè Maria Pia, la figlia di Vittorio Emanuele II.
la quale viene frequentemente a Venezia, più di una volta, ed è molto interessante perché presso il Palazzo della Giuda sono conservati anche molti documenti e anche disegni spedite dalle ditte vetrarie, tra cui la Compagnia Venezia Murano. Così in questo ambito si colloca anche il lampadario del Museo Serralbo, vari lampadari, non uno solo, si trova a Madrid. E è interessante perché anche il Marchese Serralbo frequenta tantissimo Venezia e soprattutto frequenta Venezia in connessione per motivi politici, in quanto sostiene, diciamo, quello che è l'erede al trono, che è stato esautorato spagnolo, che è Juan Carlos, e che aveva la propria dimora proprio a Palazzo Loredancini. Ed ecco quindi che probabilmente qua si creano le occasioni per gli acquisti a Murano. Poi naturalmente non si interrompe lo stile di origine settecentesca, ma sempre più variato, nel Novecento. Per cui anche oggi in realtà si può acquistare a Murano un lampadario cosiddetto rezzonico, cioè di stile prettamente settecentesco. Ma comunque soprattutto vennero prodotti questi modelli 7-800eschi nei primi decenni del Novecento. Quindi abbiamo per esempio una villa romana molto nota che è Villa Abba Malek, che oggi è sede dell'ambasciata della Federazione Russa, una villa stupenda di Roma. Il salone è arredato con 3 lampadari di cui sappiamo assolutamente l'origine, perché la Voce di Murano, il quindicinale dell'isola, informa che nel 1914 il principe Abamelech, che era proprietario in quel momento della villa, commissiona alla prestigiosa vetreria degli artisti Barovière 3 lampadari che sono modellati a ispirazione di uno dei lampadari settecenteschi conservati al Museo Vetrario. Se non avessimo questa notizia, forse anche dei documenti, chi lo sa, della famiglia, del principe di allora, probabilmente penseremmo che fossero oggetti settecenteschi, vista la loro somiglianza con gli originali che sono conservati al Museo Vetrario. Di qui l'importanza di un'indagine precisa. Negli anni '20 ci sono pure i lampadari del Palazzo Franchetti dell'Istituto Vento di Scienze, Lettere ed Arti, un lampadario di vetro fumé mai visto nel Settecento e raramente nell'Ottocento, viene infatti commissionato negli anni '20 ed è uno dei pezzi più eleganti che si trovano a Venezia. E poi delle bizzarrie alquanto strane, forse di qualche decennio dopo, che per esempio, tra le quali vogliamo citare, perché è una curiosità che è sotto gli occhi di tutti, il curioso lampadario del Caffè L'Avena in piazza San Marco, che addirittura ha come reggicandela delle teste di Moro, di Moretto, diciamo, un tema che è molto caro alla arte decorativa veneziana a partire dal Seicento. Quindi ne abbiamo di tutti i generi. Però negli stessi anni '20 in cui si producono queste cose, vengono invece lanciati delle nuove varianti di lampadario che ha come struttura quella tradizionale, ma che sono moderni. Esattamente, se noi andiamo a vedere un altro esemplare, un esempio è quello di Palazzo Loredan, noi vediamo come qua si assiste, diciamo, a una semplificazione, ma è una semplificazione che punta, diciamo, a creare un modello elegante, quindi un nuovo modello che abbandona completamente quello che era l'eccesso, se vogliamo, decorativo dell'Ottocento anche, che aveva ripreso dei modelli del Settecento, ma forse amplificandolo attraverso proprio un eccesso proprio di decorazione. Sono comunque molto eleganti e hanno forse per noi un'immagine, ci suggeriscono anche un'immagine decisamente più funzionale nell'eleganza. Bisogna dire che alcuni di questi lampadari moderni degli anni '20 che appunto sono molto semplificati, ma adattabili a qualsiasi interno, ancora oggi, sono firmati da designer di qualità.
ricordiamo Vittorio Zecchin e Napoleone Martinuzzi, solo per parlare dei primi decenni a partire dal 1920-21. Poi però la storia non finisce qui. A quanto pare il lampadario con periodi di fortuna e periodi di diciamo minor entusiasmo da parte del pubblico continua a esistere. È un elemento decorativo in qualche modo scenografico, che viene molto utilizzato negli ambienti pubblici, teatri, negozi, eccetera, e che nelle abitazioni ha appunto alterne fortune. Però che soprattutto dagli anni 30, ma ancora di più dal dopoguerra, viene rinnovato completamente. Si scopre la modularità, per cui si creano dei lampadari che virtualmente potrebbero essere senza confini dal punto di vista delle dimensioni, enormi. E qua l'inventiva dei designer e dei vetrai è incredibile. Ricordo, giusto per citare alcuni esempi famosissimi, i poliedri di Venini del 1958, che sono forse il più famoso esempio di lampadario modulare degli anni 50 in poi. Poi la Venini ne inventerà di notevolissimi. Molto bello è il cosiddetto Tazebao, ideato da Ludovico Diez de Santillana, responsabile della Venini dopo la morte del suocero Paolo Venini, degli anni del 1980 circa, che ancora è conservato in vari edifici pubblici di tutto il mondo, ma anche nella stessa sede della Venini. E poi geniale, assolutamente geniale, il gancio di Vistosi degli anni 60. Un gancio di vetro che crea dei velari o delle cascate, viene anche accolto alla Biennale di Venezia, e siamo fine anni 60, e che è un'idea assolutamente rivoluzionaria, tuttora in produzione, tuttora molto apprezzato. L'elemento modulare è di una semplicità assoluta, ma come tutte le cose semplici ci vuole una notevole genialità per pensarlo. Desideriamo concludere questa nostra breve chiacchierata sui lampadari di Murano auspicandoci che qualcuno possa raccogliere quest'idea, questo progetto di un censimento dei lampadari veneziani in Italia e in Europa.